io sono Marta Basso, probabilmente mi avete già vista su questi schermi no, però mi avete vista su altri schermi o fisicamente con Enaip oppure su qualche mio canale social, sono letteralmente ovunque, su qualsiasi social possibile e immaginabile. Oggi parliamo di uno dei temi che più mi appassiona e più fa parte della mia quotidianità lavorativa. Io sono una veneta laureata a Ca' Foscari in economia e management, sono imprenditrice e mi occupo con la mia azienda che è Generation Warriors di creazione di contenuti per i social media e di connessioni generazionali. Proprio per questo l'approccio del webinar di oggi è un approccio intergenerazionale tra due piattaforme che si conoscono ancora relativamente poco, soprattutto TikTok, ma in realtà anche LinkedIn. Mi sono resa conto che è un mistero costante. Vedo che siete in un'ottantina e mi dispiace per questi altri 20 che non sono presenti, visto che avete fatto sold out, e di questo vi ringrazio tantissimo perché mi avete dimostrato fiducia senza conoscermi. Vi dicevo, io mi occupo di creazione di contenuti da qualche anno ormai, sono diventata conosciuta su LinkedIn e probabilmente mi avrete già vista lì nel 2018 con il mio primo video, e andremo anche a raccontare per quale motivo questa cosa è successa e perché questo è un caso studio che, nonostante non sia indicativo, perché comunque un contenuto non basta per diventare rilevanti ed autorevoli, guarderemo perché in realtà è utile approfondirlo. Ora, ciancio alle bande e adesso vediamo se riesco a condividervi lo schermo, abbiate pazienza. Ok, penso che le vediate. Non riesco a leggere la chat con la presentazione a schermo intero, per cui se non si vede qualcuno attivi il microfono e me lo dica, se no immagino che sia tutto per il meglio. Allora, TikTok versus LinkedIn, un paragone che potremmo definire come i cavoli a merenda, un paragone che assolutamente non vedrete mai fatto, almeno per ora, e mi dispiace perché è un argomento che è un paragone, è un modo di guardare i social media che aiuterebbe moltissimo persone e professionisti, ma ancora forse siamo troppo concentrati sulla singola piattaforma o sulla vendita di qualche strategia per concentrarci sul valore del contenuto stesso. TikTok versus LinkedIn, un mondo di giovanissimi, un mondo di musica, di balletti, un mondo un po' imbarazzante qualche volta, contro un mondo estremamente incravattato, di autorevolezza, di forza comunicativa, di seriosità e soprattutto un po' qualche volta di mentalità un po' vecchia. Chi erano costoro? Avrebbe detto Manzoni. TikTok nasce nel 2016, è un'applicazione cinese, la proprietà è di ByteDance. Perché è importante ricordare che la proprietà è di ByteDance? Perché se qualcuno vi dirà mai che TikTok rischia moltissimo a livello di privacy, che i dati degli utenti di TikTok vanno venduti al governo cinese, che TikTok non è controllato e non è controllabile perché è cinese, beh, sappiate che sì, è vero, ByteDance è un'azienda cinese, una holding cinese di intrattenimento, ma il founder, il proprietario, sta negli Stati Uniti. Quindi c'è già una commistione da questo punto di vista non indifferente dei due mondi, poi l'andremo anche un po' ad analizzare se qualcuno poi vorrà sapere maggiormente il tipo di potenziali implicazioni che quest'app può avere proprio per la provenienza, me lo dica e ne parliamo. TikTok è fondamentalmente una piattaforma di entertainment. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una piattaforma in cui la gente si diverte. Tu entri su TikTok esattamente come entri su YouTube, cioè entri o su Netflix per guardare delle cose, per consumare del contenuto e a tua volta, a differenza di Netflix e in realtà a differenza anche di YouTube in modo molto minore, naturalmente YouTube è una piattaforma attiva ma lo è per contenuti un pochino più strutturati, o almeno lo era, io sono la riprova che forse non lo è più, è una piattaforma attiva, una piattaforma in cui tutti possono intrattenere e tutti possono essere intrattenuti.
Per farvi un esempio parallelo, Instagram, e questa è la più grande differenza tra Instagram, per esempio, e TikTok. Instagram è una piattaforma di lifestyle, cioè su Instagram c'è un mostrare, e purtroppo questo ha causato anche la creazione di un linguaggio abbastanza allucinante, a mio modo di vedere, di falsità, no? Di macchine, di soldi, di cose da vestire, insomma, molto materialistico. Su TikTok questo contenuto non funziona perché la gente va lì per essere intrattenuta. Quindi paradossalmente funziona meglio il contenuto imbarazzante da questo punto di vista. Comunque poi lo vedremo. Il target di TikTok mediamente è tra i 16 e i 24, ci sono persone molto più piccole, ma ci sono anche persone molto più grandi, a differenza di quello che viene raccontato. Il focus principale di TikTok e il punto differenziante è che è un social che si basa sulla musica. TikTok è basato sulla musica. TikTok senza musica per un po' di tempo ancora non potrà sopravvivere, e allo stesso tempo l'industria musicale oggi come oggi non può più permettersi di ignorare TikTok, che è diventato praticamente il nuovo primo lancio in radio, il nuovo è fuori su Spotify, il singolo è presente nei negozi. LinkedIn è più vecchia, nasce nel 2002 negli Stati Uniti, in Silicon Valley. La proprietà di LinkedIn è di Microsoft, e vedremo poi anche, se volete, anche di questo tipo di proprietà le implicazioni di LinkedIn, nel senso che sicuramente non ha così tante questioni di sicurezza come immaginiamo avere TikTok per la proprietà cinese, però LinkedIn rischia, soprattutto in questi tempi, di diventare un giocattolino di Microsoft che usa a livello competitivo per giocare, per competere nell'arena contro i grandissimi player come per esempio Facebook su tutti, ma in realtà anche Google con YouTube e Twitter con appunto tutte le sue poi altre app di proprietà, e quindi anche qui LinkedIn a volte ha un po' di problemi di identità. Sono problemi di identità che però possono servirci, poi lo vedremo. Il focus di LinkedIn è la ricerca di lavoro. Nasceva come focus della ricerca per il lavoro con un target 35-55 e per il mondo business. Quindi parlando di queste cose, attenzione, precisiamo che LinkedIn non è, attenzione, lo voglio precisare ufficialmente, LinkedIn, e mi dispiace non averlo messo nelle slide, ma ve lo potete andare a vedere, non è un social fatto, LinkedIn non è una piattaforma per mettere offerte di lavoro e rispondere a offerte di lavoro. Lo è, ma non è solo quello. Se volete una piattaforma solo per quello, ce ne sono milioni, ci sono quelle delle agenzie per il lavoro, c'è Indeed, c'è Monster, ce ne sono migliaia. LinkedIn è ufficialmente da mission descritta come dire, proprio dal sito, e anche se voi andate su www.linkedin.com guardate il loro payoff, la loro frase di descrizione, essa è un posto per accrescere le proprie conoscenze e connessioni professionali. Due mondi estremamente diversi, direte voi. Ed effettivamente anche le parole chiave lo dimostrano. Parole chiave di TikTok sono divertimento, è una piattaforma dove la gente si diverte. Se tu su TikTok non ti diverti o non provi delle emozioni, forse è il caso di andartene, o forse è il caso di consumare dei contenuti migliori, visto che l'algoritmo di TikTok è potentissimo e ti mostra quello che tu vuoi che ti venga mostrato, a differenza di altri social, e poi lo vedremo. È un posto lontano dagli adulti. Questo è un tema che a me appassiona molto, perché chi ha la mia età, più o meno diciamo i 22-23 anni di oggi, fino ai, che ne so, 35-40 anni, si ricorda benissimo di che cos'era l'inizio dei social, si ricorda benissimo che su MSN andavamo solo noi quando eravamo alle medie o all'inizio delle superiori, si ricorda che su Facebook c'eravamo solo noi, si ricorda i video tremendi di YouTube e veramente imbarazzanti che popolavano YouTube nella prima, come dire,
nella prima decade degli anni 2000 e forse anche all'inizio della seconda. E si ricorda come esisteva un social come Netlog, che qualcuno qua dentro si ricorderà, era un coacervo di roba imbarazzante da paura. Si ricorda MySpace, su MySpace, che bene o male era un TikTok senza video, c'era la musica delle band poco conosciute. Parliamo di arti performative, quindi la musica, quindi il ballo, quindi la recitazione. TikTok è un grande contenitore di tutto questo. TikTok è anche una piattaforma estremamente inclusiva e questo si collega anche con gli altri due punti che sono in questa lista, ovvero la creazione di un'identità e il riconoscimento di un'identità personale e un'identità di comunità, quindi la creazione di una comunità attorno a se stessi, ma anche una comunità con altri utenti. TikTok è estremamente inclusivo nelle varie differenze di genere, di provenienza, di età, di religione, di orientamento sessuale, di abilità motorie. È la piattaforma più inclusiva in assoluto. LinkedIn è invece un social di informazione, un social che dove andare a raccogliere l'informazione valida e in teoria testata. È un social dove si accrescono le proprie competenze e si pubblicizzano anche, perché no, le proprie competenze. È un social dove si parla di fare impresa e si parla di lavoro, si fa impresa e si fa lavoro. È un social che presenta un'identità e una spinta sull'identità che però fino a qualche tempo fa è sempre stata un'identità di brand, un'identità aziendale. Ancora oggi io mi trovo a parlare con persone che mi dicono: ma come? Ma io devo fare contenuto, devo essere presente io come Marta Basso su LinkedIn e non la mia azienda? Io dico no, non è che tu sì e l'azienda no, però tu devi esserlo almeno tanto quanto l'azienda, in realtà è ancora troppo poco. Soprattutto è un social di autorevolezza, è un social in cui, questo che vi sia di lezione, per chi non lo sapesse, LinkedIn inizialmente era aperto solo ad invito. Era solo ad invito per persone che ricoprivano i cosiddetti C-level o persone molto importanti all'interno delle aziende, quindi amministratori delegati, quindi amministratori in generale, quindi presidenti, proprietari, azionisti, soci di maggioranza, insomma, persone per avere un network di esclusività. Poi si è aperta, ma questo sapore è un po' rimasto. Ma chi sono gli utenti tipo di questi social? Mi sono immaginata due utenti, si chiamano Sofia e Oliver. Sofia è una ragazza di 16 anni, viene da Bangalore in India, studia al liceo, tra l'altro perché viene dall'India? Perché la community più grossa di TikTok al netto della Cina, che comunque ha un'app separata per i controlli governativi che si chiama Douyin, e non è l'app, scusate per chi parla cinese la mia pronuncia fa schifo, non è la stessa app di TikTok, quindi noi italiani non possiamo vedere video dalla Cina e viceversa, sono proprio due app diverse. Però ecco, vi dicevo, il mercato in cui TikTok è più in crescita e più presente oggi è, al netto della Cina e degli Stati Uniti, comunque a livello di crescita è l'India. Sofia studia al liceo, è bisessuale, ricordatevi la storia dell'inclusione, suona probabilmente l'ukulele, che è uno strumento molto in voga tra i giovani di oggi, ha un gatto che su TikTok fa sempre grande presa, e voi direte anche su Facebook e su Instagram, è vero. Balla il Bhangra, cioè il ballo classico degli indiani. Io mi sono messa a ballare il Bhangra su TikTok per lanciare dei messaggi positivi, vi dico che funziona. Poi vabbè, io mi rendo ridicola, ma questo è un altro discorso. Probabilmente oltre a ballare il Bhangra ascolta l'hip hop e il pop americano, quindi la musica che su TikTok in realtà sta andando per la maggiore, ed è chiaramente un utente Netflix. Cosa ha in comune con Oliver? Probabilmente niente, nel senso che Oliver ha 43 anni, viene da Boston, in Massachusetts, ha origini irlandesi come tutti le persone, tutti quelli di Boston, a parte quelli che hanno origini italiane, naturalmente scherzo, è sales manager in un'azienda medicale, è sposato con 2 figli, legge i giornali economici tutte le mattine, è un frequent flyer, nel senso che viaggia tantissimo per lavoro, ricordatevi che è un commerciale, e ascolta un sacco di podcast
nel mondo business. Oltre a questo, nel tempo libero è tifoso dei New England Patriots, che per chi segue il football americano sa, sono una delle squadre più odiate, quindi più forti, sono praticamente la Juventus del football americano. Quindi cosa hanno in comune questi due? Apparentemente praticamente nulla, a parte il tempo che spendono sui social. Invece no. Sofia e Oliver hanno una cosa in comune, ovvero che entrambe, quando viaggiano su quelle piattaforme, che sia TikTok, che sia LinkedIn, ma in realtà che sia qualsiasi altra piattaforma, sono alla ricerca di una cosa, la condivisione riguardo alle proprie passioni. Cioè, Oliver vorrà vedere del contenuto sul football, vorrà vedere del contenuto di economia, vorrà vedere del contenuto medicale. Sofia vorrà probabilmente vedere delle cose che riguardano le serie di Netflix, probabilmente si interesserà del mondo musicale, probabilmente vorrà seguire dei programmi, dei contenuti sulla diversity e l'inclusion. Quindi entrambe hanno degli obiettivi comuni, vogliono condividere, vogliono creare community, vogliono riuscire a ispirare, ma ancora prima di riuscire ad ispirare, a essere ispirati. Io faccio sempre questo esempio e dico, cavolo, voi dovreste chiedervi quando entrate sui social media e andate a vedere il profilo di qualcuno, no? Fate questo test ogni tanto. Quando uscite da questo profilo, come state? State meglio o state peggio di prima? Purtroppo spesso stiamo peggio e non ce ne rendiamo conto. I social non fanno schifo, fa schifo il modo in cui noi abbiamo creato quel micromondo. Dire un social medium fa schifo è come dire il mio micromondo fa schifo. Quindi entrambe non vogliono che il loro mondo faccia schifo e vogliono cercare ispirazione. Quindi seguiranno le persone che li ispirano. Cercheranno contatti diretti con qualcuno che vorranno conoscere per ragioni personali, probabilmente Sofia, professionali, probabilmente Oliver. Soprattutto vorrebbero guadagnare influenza nel loro interesse, quindi magari Sofia vuole essere riconosciuta per il modo in cui suona l'ukulele, oppure per il modo in cui balla il bhangra, o delle recensioni delle sue serie preferite di Netflix, o magari delle reenaction, quindi delle, come posso dire, delle sue interpretazioni di queste scene. Oliver probabilmente vorrà avere contatti nel mondo medicale, vorrà informarsi sulle ultime tecnologie, vorrà capire cosa fanno i concorrenti, o magari vorrà seguire quello che si dice nel mondo del football e della pubblicità nel mondo del football. Quindi questi due hanno un solo modo per farsi spazio in questi macromondi, che siano TikTok, che siano LinkedIn. La portata organica, ovvero il contenuto. E qua mi spiego. Se loro due non avessero, non facessero contenuto, quindi non postassero qualcosa, non mettessero un video, non scrivessero 2 righe, non facessero dei contenuti esterni che poi ripostano, soprattutto su TikTok questo vale, ma vale anche per LinkedIn, non sarebbero per niente riconosciuti. Pensate anche all'inesistenza totale di contenuto. Immaginatevi un profilo completamente vuoto, già vi sentirete male così, ma immaginate che quel profilo però commenta, ricondivide, mette, like in realtà non serve a molto, messaggia altri profili, altri contenuti di altri profili in modo sistematico. Questa è già una strategia migliore che la totale passività sul social medium. La portata organica. Allora, ora vi spiego questa slide che senza che io ve la spieghi è incomprensibile, ma fatta apposta, ovviamente scherzo. Cosa vuol dire la portata organica? Qualcuno di voi lo saprà, qualcuno di voi non lo saprà, lo spiego per chi non lo sa. Ci sono 2 tipi di contenuto sui social media, il contenuto organico e il contenuto sponsorizzato. Il contenuto organico è il contenuto che io metto lì e non metto dei soldi per sponsorizzare, il contenuto sponsorizzato è quello che ha un budget di pubblicità dietro. Perché io vi dico che su LinkedIn e su TikTok il modo per differenziarsi maggiormente, in realtà lo è su tutte le piattaforme, attenzione, ma
è il contenuto organico rispetto alle altre piattaforme che vi ho messo apposta in questo diagramma? Dunque, c'è un motivo storico. Il motivo storico è che più una piattaforma è giovane, più la portata dei contenuti è organica. Perché? Perché ci sono meno utenti attivi e c'è più interesse della piattaforma a mantenere quell'utenza attiva su quella piattaforma e non farla spostare, quindi non far spostare l'attenzione di quelle persone lì, e quindi da TikTok, che ne so, dire vabbè ciao, addio, vado su Instagram o viceversa, e anche perché come dire, vogliono guadagnare nuove persone, quindi la promessa di un'influenza e di una rilevanza è qualcosa che fa iscrivere molte persone ai social. Più la linea del tempo, questa linea, questa freccia fucsia va avanti, più il social si satura. Ora voi direte, ma basta la saturazione di utenti e di contenuti a far sì che il social diventi solo per chi sponsorizza? La risposta è no. La risposta è no, la risposta è che dipende. Nel senso, è vero che più contenuto c'è, più è difficile emergere, ma vi assicuro che nessuna di queste piattaforme oggi, e lo dico anche di Facebook, che come vedete è la piattaforma più a destra di tutte, ha una quantità di contenuti al suo interno eccessiva. Non esiste. Ancora non esiste. Sapete perché so che non esiste? Perché la pubblicità su Facebook è ancora regalata, praticamente. Costa pochissimo. Pensate a comprare una pagina di un giornale, un quotidiano, non lo so, qualche migliaio di euro. Immaginate se quel qualche migliaio di euro, che magari lì vi dura solo un giorno, lo metteste in un mese su Facebook. Fate tantissimo. Ora, non sto dicendo in linea generale, vi sto dicendo per farvi capire a quante persone potenzialmente si può arrivare. Il motivo è anche un altro, è che, come potete vedere, 3 su 4 delle piattaforme che sono più a destra sono di proprietà delle big tech, quindi Instagram e Facebook sono di Facebook, e YouTube, che comunque è una piattaforma un po' diversa rispetto agli altri social media, perché comunque è una specie di televisione, sono di proprietà di Google. Quindi purtroppo queste piattaforme nel loro sviluppo hanno chiaramente dovuto trovare un business model come tutti, no? Devono stare in piedi. Sappiamo le grandi problematiche di questo business model, nel senso che Zuckerberg ha dovuto addirittura rispondere al congresso americano e Google ha dovuto implementare su YouTube YouTube Kids, perché i bambini andavano a vedere la qualunque senza controlli. Hanno dovuto tirare un po' come vi posso dire, diciamo aggiustare il tiro negli anni. Stiamo parlando di piattaforme che hanno una vita, oltre a livello temporale, proprio una vita di utenza molto più grande e importante rispetto a LinkedIn e a TikTok. Tra l'altro vi voglio aggiungere anche che se volete fare pubblicità su LinkedIn costa un occhio della testa e lo possono fare solo le aziende e non i profili singoli. E se volete fare pubblicità su TikTok, beh, probabilmente non potete, nel senso che TikTok sta ancora testando per alcune aziende, spesso aziende molto grandi, la possibilità di fare pubblicità e stanno testando dei vari modi per farla. Quindi se voi domani vi svegliaste e voleste fare del contenuto su queste piattaforme, beh, su LinkedIn e su TikTok avreste molte poche scelte rispetto al contenuto organico. Quindi è come se a livello temporale, per scelta di business, per vita delle piattaforme, per n motivi che non stiamo qua a discutere, ma è come se qua, nel luogo che vi sto indicando, prima o poi si potesse inserire qualcun altro, qualche altra piattaforma, e tutte quelle piattaforme sicuramente arriveranno da qua, non arriveranno mai da qua, perché il modo in cui i social media competono nella loro arena diciamo di settore sono i numeri di utenti prima che i soldi che fanno. Questo è il mercato dell'attenzione, non è il mercato della pubblicità. Quindi lo diventa poi a seconda di un modello di business di un certo tipo. Quindi contenuto
che non può essere pubblicizzato. Per cui l'unico modo per fare del contenuto che viene visto è farlo bene. Come deve essere questo contenuto? Deve essere un contenuto ingaggiante. Poi vi invito, se non l'avete già fatto, a iscrivervi al webinar di giovedì, sempre alle 4, del mio socio Alessandro, in cui andrà a raccontare più nello specifico questa parte qui, che a livello aziendale è un po' il nostro core business. Deve essere ingaggiante, cioè deve essere una roba che vi attivi. Non so, adesso io non l'ho guardato, non mi piace, ma perché La Casa di Carta è una cosa che guardano tutti? Perché ingaggia, perché ti fa stare attaccato allo schermo. TikTok ha degli utenti, insomma, cioè, è confermato che la gente, e ci sono anche un sacco di video su questo su TikTok, rimane su TikTok per ore nello scroll della bacheca. Ora, non è un bene ovviamente, ma per farvi capire con quale intelligenza i contenuti vengono studiati e vengono proposti anche dall'algoritmo. Tra l'altro TikTok ha anche una selezione manuale dei contenuti, quindi è studiato ancora meglio in realtà delle altre piattaforme, proprio per far rimanere lì l'utente. LinkedIn non ha questo sistema, ma su LinkedIn fondamentalmente, nonostante loro abbiano tutte le metriche per controllare quali sono i contenuti che vanno bene o vanno meno bene e proporli alla platea giusta, su LinkedIn la pubblicità a livello personale non la potete fare, a livello professionale vi costa. Quindi perché partire con una Ferrari quando potete avere benissimo una 500 se vi siete appena fatti la patente? Provate. Contenuto deve essere genuino. Oggi come oggi mi sembra quasi che viviamo tra due fuochi di comunicazione. Chi comunica in modo estremamente legato al mondo degli uffici stampa, e quindi praticamente i canali social sono l'ufficio stampa, un comunicato stampa continuo, tipo a disco rotto, oppure chi comunica, perché l'idea è che o comunichi così oppure non puoi comunicare perché allora perdi di autorevolezza, oppure comunichi come una sorta di novello Giorgio Mastrota, con tutto rispetto per Mastrota che io amo, ma Mastrota è un campione del suo lavoro. Ecco, chi prova a tutti i costi a vendere qualcosa senza dare del valore prima non funziona nel contenuto organico, ma neanche in quello sponsorizzato, ma soprattutto in quello organico, perché nessuno di voi vuole trovarsi buongiorno, sono l'arrotino, Donna è arrivato l'arrotino per strada, a meno che non abbia proprio un coltello o un ombrello da affilare. Questo è un modello che funziona nella vendita di strada, è un modello che funziona nella vendita nel retail con le vetrine, è un modello che funziona probabilmente in TV, non funziona sui social media, non funziona, punto. Il contenuto deve essere originale, per cortesia, non andiamo a cercare di copiare gli altri. Io ho dovuto avviare delle azioni legali con delle persone che mi copiavano i contenuti paro paro, perché poi tra l'altro il mio stop whining è un marchio registrato. Spero che siamo tutti sufficientemente intelligenti da capire che copiare paro paro non ha senso e internet non dimentica. Quello che possiamo fare però è prendere il buono da quello che fanno gli altri e riadattarlo nelle nostre corde. Questo vale sempre. Il contenuto, ragazzi, deve essere costante. Se voi postate una volta al mese, non vi si filerà nessuno. Anche se postate il vostro remake della nona di Beethoven su un pianoforte sospeso sull'Empire State Building. Ve lo giuro, non è sufficiente. Perché? Perché se voi volete fare un contenuto virale, che io faccio sempre una battuta e dico che se uno vuole fare un contenuto virale può uscire nudo per strada e sicuramente si viralizza, vi giuro, ve lo giuro, che anche quel contenuto virale, ci sono 1000 casi di questo. Vi faccio un esempio molto brutto, che spero qualcuno di voi si ricordi, ma è stato un caso molto pesante anche dal punto di vista della legalità, insomma, delle cose sul web. Io ci metto la faccia di Katia, poverina, della filiale di Intesa San Paolo di Castiglione delle Stiviere, un video che è stato leakato, è stato preso da una intranet aziendale ed è stato messo online,
che ha fatto le milionate di visualizzazioni, di remake. Lei è stata assediata dai giornalisti, sapete un po' come vanno queste cose, no? Ha subito un po' una walk of shame. Di Katia di Intesa San Paolo, che quel video ha spopolato, no? Anche con queste prese in giro, nessuno, fortunatamente per lei, si ricorda più. Quindi pensate se l'avesse fatto apposta e non avesse avuto una strategia dietro. Soprattutto il contenuto, e questo ci tengo a precisarlo, deve essere un veicolo di valore. Se il contenuto non veicola valore, state solo cercando di vendere o di raccontare delle cose che non siete, non vi rappresentano e non sentite, state solamente perdendo tempo. Guardate cosa vi piace, cosa vi interessa, quali sono i valori dell'azienda, chi è davvero l'azienda e chi siete veramente voi, e comunicate quello. Non comunicate fandonie. Ve lo giuro, l'utente se ne accorge. Tutti voi ve ne accorgete, gli altri non sono più stupidi. Che tipo di contenuto organico su TikTok e su LinkedIn? Beh, sul TikTok praticamente solo video, ci possono anche essere degli slideshow di foto, non l'ho scritto perché in realtà diventano praticamente dei video. Chi andrà sul mio profilo TikTok, chiocciola Marta Basso con una F finale, troverà un video simpatico di stamattina in cui io facevo uno slideshow di foto con altre persone che hanno i capelli come la sottoscritta, no? Dicevo, quando hai la forza nei capelli. LinkedIn, forza di LinkedIn, testo e video. Poi su LinkedIn in realtà ci sono tutta una serie di altri contenuti, ci sono le immagini, ci sono i PDF, ci sono i sondaggi, ora ci sono i sondaggi, di tutto e di più, però direi che questi due sono i principali. E se per sbaglio un giorno, come in Quel pazzo venerdì, un film che la mia generazione ha molto apprezzato, che è poi un remake di un film degli anni 70, Oliver e Sofia si scambiassero i vestiti e Oliver arrivasse nel mondo di Sofia e Sofia arrivasse nel mondo di Oliver. Cosa succederebbe? Beh, Oliver su TikTok probabilmente dopo un inizio un po' shock di video di gattini, di ukulele, di persone non eterosessuali, di balli indiani, troverà informazione. Su TikTok esiste una lista che ha fatto un giornalista inglese che è costantemente in aggiornamento di migliaia di nomi di giornalisti e di pubblicisti che hanno un profilo TikTok e fanno news da TikTok. Io stessa ne ho lanciato uno, si chiama Capoema, è un amico, ed è un giornalista di Genova del secolo XIX, giornalista vecchio stampo, come si direbbe, su TikTok da 2 mesi, 10.000 follower. Troverà pane per le sue competenze e modo di condividere le sue competenze con l'audience. Un'audience che sarà profilata e che quindi lo ascolta. Potrà parlare di impresa e di mondo del lavoro, probabilmente a una generazione più giovane, ma forse anche no. L'identità di brand probabilmente diventerà un'identità e basta, e questo varrà anche per Sofia. Arrivando alla conclusione di cui dicevamo prima, il contenuto è sempre importante che sia genuino e che sia specchio di chi siamo davvero. Se non lo è, non funziona. Se non è identitario, non funziona. Probabilmente guadagnerebbe anche autorevolezza, perché no? Non è la piattaforma che ci fa perdere autorevolezza. Sofia probabilmente potrà trovare divertimento, nel senso che quando capirà chi deve seguire su LinkedIn, probabilmente troverà ciò che le interessa. Ecco, non troverà una piattaforma lontana dagli adulti, probabilmente però potrebbe conoscere il modo di approcciarsi alla piattaforma stessa delle persone più grandi, potrebbe aiutarla a crescere, potrebbe aiutarla, poi vedremo anche, a fare delle scelte di carriera. Probabilmente troverebbe molto riguardo alle arti performative, troverebbe attori, troverebbe cantanti, musicisti, troverebbe chi di questo business se ne occupa. Troverebbe qualcosa a livello di inclusione, probabilmente non dei contenuti video divertenti come prima, ma troverebbe le persone che di lavoro a livello sociale si occupano di questo. Anche per lei il discorso sull'identità è lo stesso. Non sarà un'identità esclusivamente personale, sarà un'identità
e basta, come dovrebbe essere sempre. Sicuramente, senza ombra di dubbio, troverà comunità. Questo è indubbio ed è sempre per il discorso del contenuto organico, perché chi si somiglia sui social si piglia. Cosa possono fare a questo punto loro due su queste piattaforme? Beh, Oliver potrebbe scoprire le proprie passioni, perché magari non è detto che solo perché ha 43 anni le sappia. Può aiutare nei percorsi di carriera le persone o può aiutare se stesso. Può creare awareness riguardo a ciò che gli interessa o riguardo alla sua azienda, quindi può farla conoscere, può chiaramente raggiungere nuovi clienti, può diventare un mentor per qualcuno, può imparare nuove skill e nuove competenze, può raccontare la sua quotidianità in modo genuino, originale e costante, soprattutto vero, fresco, che alla gente può interessare. Sofia cosa può fare? Beh, può anche lei scoprire le proprie passioni, può trovare la famosa ispirazione che dicevamo, può trovare dei mentor, può cominciare a conoscere il mondo del lavoro, a esplorare percorsi di carriera cercando di capire che cosa le interessa davvero e mettendosi anche un po' in gioco. E tra l'altro, se permettete, probabilmente avanzando molto rispetto ai coetanei, nel senso che io dico sempre ai ragazzi quando mi dicono ma quindi devo farmi LinkedIn? Dico guarda, dovevi fartelo ieri. Può imparare nuove skill e anche lei può raccontare la sua quotidianità. Tra l'altro le skill che Sofia può imparare le può anche insegnare perché oggi su TikTok, su LinkedIn scusate, ci sono gli influencer ventenni di TikTok, che anche più giovani, che insegnano il videomaking, il marketing digitale alle persone di LinkedIn. Che mondo, eh? In conclusione, non conta chi voi siate, non conta che voi siate Oliver, siate Sofia, siate Giovanni o siate Maria. Conta il valore che avete da condividere. Quando voi avrete del valore e avrete la competenza per far passare quel valore e il coraggio di mettervi fuori a raccontarvi, vi assicuro che ci saranno le orecchie. Questi due social sono i social dove potete raggiungere più orecchie possibili in minore tempo rispetto agli altri, per tutte le cose che ci siamo detti. Io faccio sempre questo esempio. Se voi postate, facciamo un video, visto che il video è possibile, come dire, su tutti i social, no? Se voi postate un video su Facebook, soprattutto su una pagina, probabilmente lo vede, se siete in una stanza con 5 persone, lo vedono 2 persone. Se lo postate su Instagram, probabilmente lo vedono tutte e 5 e magari qualcuno della stanza di fianco. Se lo postate su LinkedIn, lo vede tutto il condominio. Se lo postate su TikTok, probabilmente lo vedrà tutto il quartiere. Questo non significa che succeda subito, vi ricordo l'importanza della costanza del contenuto. Però è importante come base per comprendere che prima di spendere soldi sui social media, quindi non in qualcuno che vi fa i contenuti o ve li gestisce, ma proprio in budget di pubblicità, dobbiamo capire cosa stiamo postando, perché ragazzi vedete tutti i giorni delle sponsorizzate imbarazzanti, non serve che le nominiamo, ci sono anche in TV, quindi figuratevi. Solo che il gioco della TV, vi ripeto, è un altro. E in secondo luogo, non esiste un tema generazionale. TikTok e LinkedIn, molto più delle altre piattaforme, e vedete che in questo sono similissime, hanno intanto un'opportunità incredibile, vi ho detto, di contenuto, di arrivo di contenuto organico, di raggiungimento di persone, quello che in gergo si chiama la reach, ma soprattutto hanno la possibilità di distruggere completamente le barriere generazionali e pregiudiziali, soprattutto TikTok, ma in realtà anche LinkedIn. Io ho fatto il mio primo video su LinkedIn il 3 di febbraio del 2018, un video imbarazzante che trovate sul mio YouTube, ma anche sul mio profilo LinkedIn pinnato in alto, giusto perché sia chiaro da dove vengo e da dove viene questa cosa. Un video contrario a tutti i crismi di un video fatto bene. Ero in stazione, quindi non si sentiva niente, non avevo neanche le cuffie.
ero in tuta, non ero struccata, avevo dormito pochissimo, continuavo a muovermi. Il video durava 3 minuti praticamente e non aveva neanche i sottotitoli. Non avevo minimamente pensato di prepararmi niente di quello che avrei detto. Questo video è diventato virale e in quel modo io ho contribuito, forse veramente tra le prime persone in Italia, e poi vedo che tanti adesso stanno seguendo questo schema, a distruggere completamente, o iniziare a distruggere, questo incravattamento, questa vecchitudine di un social come LinkedIn, dove se oggi possono stare anche le persone come Sofia, il merito è di tutti quelli che si sono impegnati a fare contenuto. Alternativamente, lo stesso vale per TikTok. Se oggi TikTok è un posto dove ci sono giornalisti, ci sono HR manager, ci sono freelance del marketing, ci sono persone che parlano di finanza e la gente può avere dei contenuti su quello, è merito di chi il contenuto lo fa. Io qua concludo perché voglio lasciare spazio alle vostre domande se ci sono. Vi voglio dire però, prima di chiudere, che 2 cose. La prima, che ricordate sempre che quello che voi fate sui social è una responsabilità, è il mondo reale, e quindi non solo nella passività del commentare le cose degli altri, non fate gli hater, eccetera. Quello che voi mettete sui social è importante. Che palle sono fermo nel traffico non interessa a nessuno. Un contenuto che vi è piaciuto, un podcast che avete ascoltato, un articolo che avete apprezzato, senza che voi facciate tra l'altro niente, ripostandolo dicendo bell'articolo, mi è molto piaciuto, aiuta a creare un posto migliore per tutti. Io con questo concludo, vi dico solo che a fronte del fatto che con Enhype, e ringrazio Sandro che so che ci sta ascoltando, abbiamo insomma una partnership attiva e quindi ci vedrete molto presto su questi canali, oltre che giovedì, vi ricordo il webinar del mio socio Alessandro su una parte più ampia di contenutistica. Con Generation Warriors e anche in partnership con Enhype lanceremo a brevissimo, e vi dico la sincera verità, dovevo mettervi il link della masterclass, scusate, questo è WhatsApp che mi suona, dovevo mettervi il link della masterclass proprio oggi nella chat, ma siccome abbiamo avuto tante richieste, il sito è andato in down, quindi vi ho detto la genuinità e quindi genuinità rimane. Mi dispiace per chi si sta scollegando, perché si perdono questa cosa. Lanceremo una masterclass tra qualche giorno, e la masterclass sarà la seconda settimana di giugno, con tutti questi approfondimenti, casi studio, approfondimenti sui social, strategia di creazione di contenuto anche da soli senza che vi appoggiate ad altri, proprio con Generation Warriors sui nostri canali. Sarà una masterclass di 8 ore e per voi, insomma, per chi arriverà da questo webinar anche in accordo con Enhype, ci sarà un prezzo speciale di 470 euro. Vi metterò il link qua per mandarci la mail per chiederci di partecipare. Nel frattempo abbiamo ancora credo 10 minuti, vi mando il messaggio, ma sono aperta alle vostre domande, perché qua ho detto tante cose, ma ho parlato solo io. Vi aspetto, eccoci qua. Può gentilmente ripetere l'evoluzione di LinkedIn per questo motivo? Sì, no, non vedevo. No, non vi sento, non vi sento. Può gentilmente ripetere l'evoluzione di LinkedIn per questo motivo oggi per uno studio professionale? Ha più visibilità LinkedIn o Facebook? Visibilità organica LinkedIn, capacità di raggiungimento del target probabilmente Facebook. Quindi se fossi un mio cliente io ti direi di unire la strategia di LinkedIn organica alla strategia sponsorizzata in modo piccolo, perché da quello che studio professionale vuol dire tante cose, ma immagino lavoriate a livello territoriale,
con la strategia di targetizzazione sponsorizzata con un piccolo budget su Facebook. Quindi io, fossi in te, continuerei a spingere su entrambe. Attenzione, spingerei come Marco Galiotto e le altre persone dello studio professionale più che come studio professionale Pinco Pallo, quindi come pagina aziendale. Mi trovate ovviamente come Marta Basso F su tutti, se volete scrivermi, su tutti i social, quindi ovviamente LinkedIn, TikTok, sono su YouTube, Facebook, Twitter, gli articoli su Medium, Instagram, ho ben 2 podcast e un gruppo di Telegram che si chiama Stop Whining TV. Generation Warriors la trovate su Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube. Quindi mi raccomando, se volete scrivermi, scrivetemi. Scusate che volevo farvelo vedere. Può ripetere? Sì, Telegram adesso ve lo scrivo, anzi vi metto il link dove mi potete trovare. Arrivo. Ok. Lì a questo link che vi ho mandato trovate tutti i miei riferimenti. Allora, aspettate, Maxilian, ecco, scusami, ti ho preso in giro in realtà. Lo dicevi appunto per il tipo di user trovato sia su LinkedIn che su TikTok. Parlavi di problemi di identità. No, non parlavo di problemi di identità, parlavo di necessità della creazione e dello sviluppo di un'identità online, non per problemi di identità. Quindi la necessità di esistere come persone online. E ricordatevi che abbiamo un'identità diversa a seconda del social, ricordatevi. Valentina Ciprian, ciao Marta, so che l'argomento sarebbe più complesso, ma in breve avresti 3 consigli basilari da dare per curare contenuti che funzionano su TikTok. Il consiglio basilare sarebbe che con Enaip, oltre alla nostra masterclass, lanceremo un corso specifico su TikTok. Quindi ti rimando a quello. Comunque, 3 consigli basilari, a parte la genuinità del contenuto che ho già detto nella presentazione, e la costanza, cioè se tu su TikTok posti meno di 3 volte al giorno sei inutile, cioè proprio non serve a niente. Ti direi che il terzo consiglio è esplorare i suoni che ci sono e quello che tu vedi a livello di trending, quindi ci sono degli hashtag, ci sono delle musiche, eccetera. Riportale su quello che è il tuo contenuto in modo originale. Ora, detto così, se tu non hai la piattaforma davanti è un po' ampio, ma esplora quella cosa lì e cerca di usare quella cosa. Altra cosa, bonus, rispondere ai commenti. Questo vale per tutti i social. Rispondere sempre ai commenti. Margherita, ciao, volendo lanciare un business di vendita online di articoli per bebè, secondo te potrebbe essere tempo sprecato attualmente su TikTok? No, su TikTok non esiste tempo sprecato, non esiste. Ci sono troppe pupille che guardano per evitare di essere lì. Tra l'altro è pieno di mamme con i bambini, pieno. Puoi ripetere Telegram? Sì. Questi, tutti i miei riferimenti, ragazzi, li trovate qui. Comunque grazie a chi è rimasto ancora dentro. Grazie perché abbiamo aperto con Enaip da 30 a 50, da 50 a 100, c'erano ancora richieste. Siete veramente stati bravissimi. Grazie. Per il mondo dei videomaker, in tanti pensano che TikTok rovini l'arte di far video con l'attrezzatura corretta. Insomma, fatti bene. Tu cosa ne pensi? Io penso che siano cavolate, nel senso che era la stessa cosa che dicevano di Spotify per la musica, la stessa cosa che dicevano di Uber Eats e Deliveroo per i ristoranti, la stessa cosa che dicevano di Netflix per il mondo del cinema. E invece, per fortuna, il mondo si evolve e non gliene frega niente del fatto che noi, apprezziamo il passato sempre in modo eccessivo, a parte la risposta provocatoria. TikTok dà un'opportunità fortissima a tutti di imparare delle editing skills di base e non solo, perché in realtà permette anche a chi fa video e basta, sfruttare un po' la piattaforma
nel senso guardarla un pochino, per capire che in realtà c'è un sacco di gente come videomaker che fa un successone su TikTok, ma fanno dei video incredibili, montati tutti esternamente. Quindi la risposta è che è la classica scusa per far sì che la gente non ci vada. Per i giovani dai 14 ai 18 anni, cosa consigli per parlare della loro scuola? Ma io consiglio ai giovani di 14-18 anni che cerchino che cosa vogliono, nel loro canale personale, che cerchino che cosa vogliono, di cosa vogliono parlare, cosa gli interessi e che non copino pedissequamente tutto quello che fanno i loro follower, le persone, anzi i loro following, quindi le persone che seguono. Per quanto riguarda il canale della scuola, beh, questa è una bella sfida. Io credo che sarebbe bellissimo ripercorrere su anche il modello che poi vi racconterà Ale nel webinar di giovedì, di creazione di contenuto genuino, quelle che sono le attività della scuola, le esperienze degli studenti, le esperienze degli insegnanti. Ci sono vari corpi docenti che sono su TikTok a fare video negli Stati Uniti. Come può rivoluzionare la sua mentalità un videomaker vedendo come i video evolvono? Ma il videomaker, quello bravo, si adatterà sicuramente al sistema di TikTok, facendo video nativi, ma anche, perché no, postando i video che fa esternamente dentro a TikTok. Ce ne sono tantissimi che lo fanno. Ci sono le transitions, i loop, sono anche proprio delle parole che tornano sempre e che fanno tantissimo ingaggio a livello di TikTok. Devo dire che forse è un posto migliore per postarlo rispetto a YouTube. Tra l'altro ne vedo molti che postano i pezzettini su TikTok e poi su YouTube postano i video completi. Quindi sono convinta che sia un aspetto assolutamente pregiudiziale, anche proprio per il tipo di contenuto che c'è. Ricordati che cos'era Vine e vedi che comunque anche quello insomma poi ha influito. Va bene, io penso che sia tutto. Grazie a voi, grazie molte. Io vi rimando alla masterclass, vi rimando al link che vi ho lasciato e vi aspettiamo le vostre mail. Io vi saluto perché non sento niente. E, scriveteci, avrete il resto delle informazioni su una mail che vi girerà anche proprio Enhype stessa. Probabilmente ci vedrete presto anche su qualche media locale, non lo so, probabile, e sui corsi di Enhype sicuramente. Che dire, vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento a giovedì con la masterclass del mio socio Alessandro e ovviamente su tutti i nostri canali. Io chiuderei dicendo stop whining, cioè basta lamentarsi. Scriveteci e grazie a tutti.